Eccoci tornati in diretta, questa è Radio Salute, siete collegati su Radio Napoli Centrale, stiamo parlando di salute, di sanità, ma anche di innovazione, di digitale. Lo facciamo perché a luglio, il 6 luglio, ci sarà tra l'altro un appuntamento a Città della Scienza, lo vedete in sovrimpressione, Laboratorio Sanità 2030, le nuove sfide dell'innovazione tecnologica. In uno dei tavoli di convegno ci sarà il professor Bruno Siciliano, che è collegato con noi dall'Università Federico II. Buongiorno. Buongiorno Corrado e un caro saluto agli ascoltatori di Radio Napoli Centrale. Allora, il professor Siciliano è presidente di una società internazionale di robotica e automazione. E, In noi spesso passato sono stato in presidente, sono passato, stato vabbè. 2008, il più giovane presidente della storia della società, 2008-2009. Naturalmente noi con tanti colleghi universitari, con tanti medici, chirurghi e direttori generali di aziende ospedaliere abbiamo parlato di come con l'innovazione, il digitale, la realtà aumentata e tutte le altre cose che fanno parte della nostra capacità di progresso e tecnologico cambiano le condizioni di approccio tra il paziente e il medico curante. Ecco, come siamo messi da questo punto di vista con l'ingegneria, la tecnologia, l'innovazione, che è elemento di studio e di ricerca per il professor Siciliano da diverso tempo? Sì, assolutamente. Questo è un momento molto, molto, molto fertile perché si è realizzata una sorta di osmosi tra le tecnologie che noi sviluppiamo nella scuola di ingegneria, nella facoltà di ingegneria, quindi scuola politecnica, e le competenze specialistiche dei nostri amici, sia per quanto riguarda la parte chirurgica che per quanto riguarda la parte clinica e anche di riabilitazione. Nel 2016 fu stabilito il il centro interdipartimentale di ricerca per la robotica avanzata nella chirurgia, il centro Icaros, che io ho diretto nei miei due mandati dal 2016 al 2022. È nata da una collaborazione tra urologi, quindi il gruppo del professore Mirone, e il nostro gruppo di robotica, però poi si è esteso anche per quanto riguarda la parte medica alla chirurgia ginecologica e alla chirurgia generale, e per quanto riguarda il lato dell'ingegneria anche non solo nel nostro dipartimento di ingegneria elettrica e tecnologia dell'informazione, ma anche del dipartimento di ingegneria industriale e il dipartimento di fisica. Ora, da questo sono nate una serie di attività. Quella più recente, che poi auspicabilmente avrà anche un grosso impatto su quello che saranno le tecnologie per la medicina di qui ai prossimi anni, è un grosso PNRR, che è il progetto Fit for MedRob, cioè praticamente è un progetto di robotica per la riabilitazione che coinvolge praticamente 4 dipartimenti della scuola di medicina e 4 dipartimenti della scuola di ingegneria. Noi siamo Spoke come Federico II, io sono il responsabile dell'Ateneo, e questo progetto sta portando 31 milioni di euro di finanziamento alla Federico II, di cui 18 saranno disponibili per bandi a cascata, e quindi io lancio anche un appello perché ci saranno delle occasioni di finanziamento per quanto riguarda tutte le IRCS, cioè gli istituti di ricerca di cura e salute, e per quanto riguarda anche le varie start-up, le varie società del mezzogiorno, cioè questo 40% del totale del progetto, 18 milioni, devono essere spesi nel mezzogiorno, e poi 13 milioni per la ricerca. Nell'ambito di questi 13 milioni noi stiamo dando vita, d'accordo con l'azienda ospedaliera unica diretta dal dottore Giuseppe Longo e ovviamente con il rettore, con il professore, con il magnifico Matteo Lorito, e Maria Triassi, che è la presidente della scuola di medicina, stiamo dando luogo a un centro di eccellenza che avrà sede al Policlinico, che sarà dedicato in parte a questo progetto, cioè questo progetto che ha una durata di 4 anni, ma ovviamente noi vogliamo che poi sia una struttura ovviamente sostenibile al di là del progetto. Quindi nella tensostruttura al Policlinico troverà ospitalità il centro di eccellenza previsto dal progetto, che è uno dei 7 centri di eccellenza, nonché tutta la parte di formazione, la formazione degli specializzandi, sia per quanto riguarda la parte chirurgica, sia per quanto riguarda la parte riabilitativa, è fondamentale. Non a caso, 3-4 anni fa è partito il nuovo corso di laurea di medicina e chirurgia a indirizzo tecnologico. Quindi questo ovviamente attrae diciamo, gli studenti, e soprattutto è fondamentale offrire loro. È molto attrattivo, no? Per chi si impegna in una carriera accademica, una Sì, tipologia di perché questa, di corso. purtroppo
o anche una carriera clinica, perché purtroppo alcuni dei nostri giovani, fino a che noi, io mi ricordo che nel 2016, contestualmente alla fondazione del Centro Icaros, noi riuscimmo a avere, grazie alle intercezioni con il presidente De Luca della Regione Campania, il primo Da Vinci diciamo, in sala operatoria al Policlinico, al Federico II. Ora i Da Vinci sono 2, in realtà sono 3, perché oltre ai 2 utilizzati in camera operatoria, quindi parliamo del padiglione 5 e del padiglione 7, che poi sono anche logisticamente vicini e saranno vicini alla tensostruttura che diciamo, pensiamo di riattare e di aprire nel giro di... Sarebbe bello aprirla in occasione degli 800 anni della Federico II l'anno prossimo. Diciamo, oltre a questi 2, noi abbiamo un muletto, cosa voglio dire? Abbiamo una piattaforma del Da Vinci che ci è stata donata dalla Intuitive Surgical, che è la casa che fa il Da Vinci in California, che di queste piattaforme ne ha donate, ora ne sono 35 laboratori pilota in tutto il mondo e noi facciamo ricerca. Questa è una piattaforma aperta. Che cosa vuol dire aperta? Significa che noi possiamo provare delle nuove tecniche di controllo dei nuovi dispositivi sensoriali, e questo è fondamentale perché noi ovviamente a livello di ricerca dobbiamo sempre lavorare sulla frontiera rispetto a quello che è lo stato dell'arte. Attualmente stiamo sperimentando delle tecniche che consentono al chirurgo di avere una percezione non solo visuale, nel Da Vinci il chirurgo opera con due joystick dietro una console e ha una percezione visuale aumentata, diciamo, rispetto al fatto si operasse in open surgery, cioè nel senso che vede in alta definizione con un senso tridimensionale, visione stereo, e quindi fa l'operazione in maniera sul joystick anziché sul bisturi e nel sangue del paziente. Però attenzione, c'è una sfida. La sfida entrerà, diciamo, andrà in onda dall'anno prossimo. Perché? Perché l'anno prossimo arriveranno alle scuole di specializzazione i primi nativi digitali, i primi millennials. Perché sottolineo questo aspetto? È fondamentale. Perché i chirurghi che usano la chirurgia robotica attualmente sono chirurghi che hanno anche un bagaglio di esperienza che deriva dalla chirurgia laparoscopica e dalla chirurgia open, in cui c'era la sensazione tattile, in cui c'era il contatto. I nativi digitali sono cresciuti nell'era del digitale, in cui la sensazione tattile non c'è. E allora per la formazione di questi specializzandi sarà fondamentale preparare la sfida alla ricerca e cercare di aumentare le prestazioni, le performance di un sistema per la chirurgia robotica, cercando anche di ricostruire la sensazione tattile dalle immagini, così come il chirurgo esperto lo fa. Perché? Perché ha anni e anni di esperienza precedente. Questa è una sfida molto molto affascinante che in qualche modo richiede un grosso sforzo di ricerca e sviluppo, cioè non solo da parte di noi tecnologi, di chi sviluppa della meccatronica, della tecnologia per la robotica della salute, ma anche capire quali sono le esigenze del chirurgo. Il sogno quale sarà? Il sogno è quello che, diciamo, un domani il chirurgo potrà operare in una postazione ergonomica con un senso di immersione nello scenario operatorio completo, cioè avere l'opportunità di una realtà aumentata, avrà praticamente una console sensorizzata con un device di tipo aptico, cioè con un device che consente anche di avere il ritorno di forza e a vantaggio della precisione. È ovvio che ci sta facendo sognare, immergere in quello che sarà il futuro, e noi di questo la ringraziamo. Tra un attimo però dobbiamo salutarla, noi dobbiamo entrare in una realtà concreta, che è quella del fatto che da oggi il nuovo allenatore del Napoli è Garcia. Non me ne occupo io, ma Umberto Chiariello, che bussa alle porte, so che è anche un suo carissimo buon amico. E allora io la saluto, le faccio solo una raccomandazione: guardi che lei al laboratorio sanità, alla Lexio Magistralis, pochi minuti prima che poi interviene il presidente De Luca, quindi mi raccomando, noi la seguiremo e avremo grande attenzione. Mi sto già preparando, io andrò 10 giorni in Cina per una serie di conferenze alla quale sono stato invitato, rientrerò il 3, però sto già lavorando sulla relazione perché ovviamente è un momento importante. Insomma. Grazie al professor Siciliano, Università Federico II.